Cala vistosamente il numero dei contagi in Veneto, dove la curva delle persone attualmente positive sta scendendo in modo molto rapido. Ma la pressione sulla sanità resta comunque alta, lo conferma il presidente Luca Zaia. L'R/T asseverato e confermato è 0,96. Ieri vi abbiamo dato delle anticipazioni. L'incidenza confermata è 160,3. Quindi avete visto, abbiamo avuto un buon calo. Si stanno stravolgendo le dinamiche viste nelle precedenti fasi della pandemia, con un ribaltamento dei rapporti fra i ricoverati in area non critica e quelli in terapia intensiva. Abbiamo avuto la prima ondata, la seconda abbiamo avuto un picco di ricoveri in area non critica e siamo stati bassi in terapia intensiva. In questa abbiamo l'area non critica che è precipitata giù, ma cresce la terapia intensiva. Ancora oggi, lo voglio ricordare ai Veneti, noi ricoveriamo mediamente 80-100 persone al giorno. Fra il 10 e il 20% delle persone che vengono ricoverate finisce poi in terapia intensiva. Quindi finché non iniziamo a calare in maniera vistosa i ricoveri, non caleremo nelle terapie intensive e quindi non caleremo nella mortalità.